Eder. Mech. Pallister. Allora Claudio, per la gioia di Sebastiano, come stai? Come sa, potrebbe essere peggio, anzi di più. No. Da tempo c'è chi porta avanti la convinzione che a passare sotto la telecamera di via Damiano Chiesa non sia Liliana Resinovic, bensì una sosia. Noi però sappiamo che alle 8:22 Liliana da casa fa una chiamata a Claudio, quindi è viva e vegeta. A questo punto, se si fosse andati al momento della richiesta di archiviazione davanti al giudice con questa teoria, probabilmente il caso sarebbe ormai morto e sepolto da tempo. Noi però sappiamo anche che inizialmente un inquirente guarda bene tutte le immagini registrate dalla telecamera di via Damiano Chiesa e non trova Liliana. Poi, qualche giorno dopo, invece Liliana, come per magia, apparirà in quelle registrazioni, cosa che io ho già ripetuto 2 anni fa. Allora, se volessimo andare a fare una ricostruzione complottistica, dovremmo pensare che se Liliana è morta in casa, magari soffocata proprio col cuscino, la vera Liliana non è mai uscita di casa e non è mai stata ripresa dalle telecamere di via Damiano Chiesa, ed ecco perché l'inquirente non la notò. In seguito poi, per via della strategia del ritrovamento e della ricostruzione del percorso di Liliana, gli inquirenti avrebbero deciso di manipolare, e qui ovviamente non sto riferendo una mia idea ma una ricostruzione molto ipotetica, manipolare queste registrazioni e dichiarare che quel passaggio di Liliana, magari preso da un giorno precedente, vada riportato al 14 dicembre. Ma succede anche un'altra cosa, che a questo punto Sebastiano nel frangente specifico avrebbe un alibi, in quanto la sua auto viene ripresa dal Targa System di Trieste nella zona di Cattinara, per cui dovremmo anche pensare che Sebastiano ha dato la sua auto a qualcuno, un amico, al figlio, il figlio quindi o l'amico stanno girando con la sua auto e il suo cellulare, e nel mentre lui di nascosto si è recato a casa a commettere l'omicidio. Chiaramente è un'ipotesi troppo complicata per essere praticata. Infine, chi indaga ha anche un'altra arma per smentire tale ipotesi, ovvero la testimonianza di Iva, testimonianza che io ho sempre ritenuto molto discutibile, però comunque viene messa agli atti, per cui va tenuto conto di essa. Detto ciò, ripeto per l'ennesima volta che il mio punto di vista prevede che a passare in via Damiano Chiesa sia Liliana e che a passare invece in piazzale Gioberti possa non essere Liliana. Claudio, invece tu cosa ne pensi? Ma diciamo sì e no, sulle prime immagini, sulle prime volte che abbiamo visto queste immagini sembrava sicuramente lei. Poi ci sono venuti dei dubbi, delle titubanze, e ne vengono fuori continuamente di altre, se vogliamo, cioè a voler controllare praticamente immagine per immagine, che questo è un lavoro che mi sembra vuole essere fatto. Sono alcune perplessità serie. Di certo non c'è ancora niente, in parole povere, dopo 3 anni e rotti, questo è. Ma sì, ma io non voglio parlare di queste ipotesi, di come lei è morta purtroppo per lei. Io parto dalla fine e parto da come lei è stata trovata. Per me la pistola fumante ancora adesso è il pezzo di cordino che lei aveva addosso, che viene sicuramente da casa sua ed è stato portato là in una sceneggiata, quello era l'ultimo atto. Questo fatto secondo me è premeditato. Può essere anche un'enormità, quella è una congettura mia. Tutto questo può essere trovata risposta, ripeto, partendo dalla fine. Chi l'ha portata là? Come e perché? Però E perché aveva addosso un cordino da casa? Claudio, ti piace sentire parlare Sebastiano? Mi fa vomitare un poco meno. Lui continua a parlare di, soprattutto, soffitte, cantine, eccetera, botole a casa mia, cosa che in tutte le case rurali, la mia è una casa rurale, rimessa un poco a posto da me. Eccolo appunto, e dopo io idiota, ho il corpo di Liliana, portato là chissà come, e facendomi vedere casa mia è attorniata da palazzi, da palazzine. Uno sulla finestra a vedermi trascinare un corpo, ci sarà o no? Nel cortile per entrare in casa bisogna fare a piedi 15 metri. Ma dopo io idiota, come la porto dove è stata trovata? Però Claudio, se perché è una botola innocua, perché porta nel niente. Il fatto di non aver mai indagato Sebastiano gli ha permesso di andare in giro in TV a raccontare tante belle storielle, ad esempio quella secondo la quale non esiste assolutamente nessuna storia tra Liliana e Claudio. Lui giustamente dice la sua e va bene. C'è un passaggio nella richiesta di archiviazione della procura dove la procura, quindi i familiari o l'avvocato, in modo molto cristallino, poche parole, dice che Liliana
era dentro un matrimonio per lei evidentemente non soddisfacente. Questo lo dice la procura. Matrimonio evidentemente non soddisfacente. Nel febbraio del 2020. Quindi ha sentito le persone e dice questo. C'è un'altra cosa importante però, che noi abbiamo le parole e i pensieri di Lilli, perché forse si dimentica che c'è una consulenza informatica dove vengono estrapolati tutte le ricerche che fa Lilli, tutto quello che fa Lilli. Non troviamo mai psicologo, non troviamo mai sacchi neri, farmaci, suicidio, vicino, parenti del suicidio, non troviamo niente. Troviamo più volte come divorziare senza avvocato, come divorziare dal marito. Nel nostro ordinamento è questo, perché non si divorzia dall'amante. In più abbiamo noi ritrovato ultimamente oltre un anno di messaggistica tra Lilli e Claudio Sterpin, che si aggiungono ai messaggi che già c'erano: cuori, ti amo. Manda un messaggio con un cuore enorme dove c'è scritto ti amo l'8 dicembre del 2021, pochi giorni prima. Poi c'è questa messaggistica, estensione di Lilli era in questa direzione, non in quella che dice lui, e la procura l'ha scritto chiaramente e lo dice la messaggistica. Questo perché? Perché poi si aggiunge a un fatto che Sebastiano compie, fa una cosa. Lui, prima di andare in questura a denunciare la scomparsa della moglie, blocca un numero di telefono. Guarda caso, quel numero di telefono che viene bloccato da Sebastiano alle 21:43 del 14 dicembre 2011 è il numero di telefono di Claudio Sterpin. Lui, attenzione, lui con questo numero di telefono ci parla 11 secondi alle 14:56 del pomeriggio della scomparsa. Poi lo giustifica dicendo no, l'ho bloccato perché era uno stalker, era un molestatore, uno che ansimava. Anzi, doveva essere la prima cosa che dovevi consegnare agli investigatori, anche perché in quell'occasione tu denunci la scomparsa e devi dare tutti gli elementi, anche perché lui dice sono seriamente preoccupato già alle 16, e dice non ci sono problemi tra me e mia moglie, attenzione, suicidio. È lui che dice che la moglie non ha problemi di salute, è tranquilla, è normale, siamo felici, un matrimonio idilliaco. Questi sono dati oggettivi. Procuratore capo, noi non facciamo gossip, però non hanno fatto manco i fatti, Le lesività che non sono caramella a menta. Il viso di Lilli è quello di un pugile a fine incontro. Lo dice Vittorio Fineschi, il medico legale come Vittorio Fineschi non può confondere le petecchie da altre cose. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo parlando del Gotha, della medicina legale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.